Ben ritrovati Cattoliche dintorni. Si è svolto in Cattolica il Festival delle Web Series italiane promosso da Starzone, il blog degli studenti dello Stars. Vediamo insieme cosa è emerso da questo convegno. Capo, per quanto dobbiamo rimanere fermi ancora? Sei venuto qua oggi pomeriggio per ascoltare l'intervento di Claudio e che cosa ci vuoi dire in merito? Ho trovato interessante quello che ha detto riguardo al futuro della regia in questo paese, della sceneggiatura, ciò che è stato soprattutto la sua esperienza, perché per esempio io non sapevo che lui non avesse fatto l'università, quindi è stato anche un impatto con una realtà diversa e vicina a ciò che potremmo noi diventare essendo studenti dello Stars. Siamo con Marta Ferrari, organizzatrice della giornata di oggi, il Festival Why So Serious. Marta, un tuo commento sulla giornata, è riuscita? Credo che la giornata sia sicuramente stata positiva sia per gli interventi più istituzionali di questa mattina che hanno affrontato l'argomento delle web series dal punto di vista produttivo, del formato e della storia dell'archeologia del web. È riuscita anche la parte pomeridiana con l'intervento di Luca Vecchi e Claudio Di Biagio che hanno parlato della loro personale esperienza sul web e di relazione con il web. Da dove nasce l'idea di creare questa giornata e questo festival? L'idea del festival nasce dalla redazione di Starzone, che è un blog studentesco, è nato all'interno del corso di laurea Stars della Cattolica di Brescia e parte dalla volontà di approfondire questo fenomeno delle web series sia dal punto di vista teorico che pratico. Oggi siamo qua al Why So Series Festival che è stato organizzato dagli studenti di Starzone, un blog di ragazzi dello Stars, e abbiamo qui con noi Claudio Di Biagio. Vuoi raccontarci quello di cui hai parlato? Ho parlato innanzitutto del web in generale, di quello che io personalmente vivo come esperienza web e poi di un progetto che ho presentato qua tramite alcuni teaser, cioè di Landog. È un film che sto realizzando insieme a Luca Vecchi, insieme a un sacco di altra gente, no profit perché non ne abbiamo i diritti e vogliamo semplicemente sfruttare la sperimentazione del crowdfunding, quindi del prendere i soldi dagli utenti, chiedere la partecipazione attiva dell'utente tramite la donazione spontanea economica a un progetto che abbia una dignità filmica già di suo e che dia dignità filmica a un personaggio come Dylan Dog che purtroppo in 30 anni di vita non ne ha mai ricevuta adeguatamente a livello audiovisivo. Quando verrà distribuito questo progetto? Verrà distribuito in modo gratuito attorno al periodo di marzo sul web. Una cosa che adesso noi stiamo facendo è rilanciare un'altra campagna di crowdfunding per chiudere il budget, visto che il film sta costando tanto perché sta avvenendo un lavoro impegnativo, profondo e molto sentito da parte di tutti quanti, e io e Luca, essendo gli investitori principali di questa cosa, i creatori del progetto, vogliamo chiuderlo in un certo modo, con una certa dignità, e quindi c'è bisogno di un ulteriore contributo da parte degli utenti che ce lo stavano chiedendo da tempo, di poter continuare o contribuire perché non l'hanno potuto fare e saputo fare all'inizio. E niente, quindi distribuzione gratuita sul web e ci piace così per il momento. Grazie mille. Grazie a voi. Capo, posso permettermi un piccolo appunto? Porte che scricchiolano, luci che si spengono, ombre sui muri, e tu che corri in un vicolo, Grucio la pistola! Grucio, per favore, stiamo lavorando, dai. Ma sono dei cliché! Non ci vuole un genio a capire che i film dell'horror, Dylan, iniziano così! 100 anni di storia del cinema, 100 Grucio! anni, capo! Questo caso per noi è vitale. Quant'è? 8? 9 mesi che non lavoriamo? Lavorare? Ecco, io lavoro. Se non ti va di venirmi dietro, rimani a casa, rispondi al telefono, così magari ogni tanto fai qualcosa di utile. È tutto molto interessante. Glielo spieghi tu alla creatura che sta arrivando? Grucio la pistola? Emanuele Balduzzi, primo anno del corso di laurea in fisica, ha mandato a 31.000 metri d'altezza 2 palloni aerostatici per fotografare il territorio dall'alto. Vediamo alcune immagini.
Emanuele Balduzzi, tu sei al primo anno del corso di laurea in fisica, ma hai già tentato un esperimento singolare, ce lo vuoi raccontare? Ho inviato una stratosfera a 36 km d'altezza e un pallone aerostatico con delle telecamere per filmare l'intero percorso. Come mai questo lancio? Questo lancio è nato osservando l'impresa di Felix Baumgartner, che il 14 ottobre 2012 si è lanciato dalla stratosfera a circa 40 km d'altezza, e vedendo la Terra curva col nero dell'universo, ha voglia di rifare qualcosa nel nostro piccolo per vedere le nostre zone sempre da questa altezza. E come hai fatto esattamente? Ce lo vuoi raccontare? Ho comprato dall'Inghilterra un pallone aerostatico del diametro di circa 2 metri e l'ho riempito con dell'elio. A questo pallone ho attaccato una scatola che conteneva una telecamera e una macchina fotografica. La telecamera ha ripreso l'intero percorso, mentre la macchina fotografica scattava una foto ogni minuto ad alta risoluzione. Il risultato qual è stato? Sei stato soddisfatto di quanto hai visto? Assolutamente sì, sono riuscito a vedere tutta l'Italia del Nord, da Genova fino a Venezia, e vedendo le nostre zone piccole per me è stato bellissimo. Hai fatto tutto da solo? Preparativi li ho fatti tutti da solo, mentre il giorno del lancio sono venuti molti miei amici che mi hanno aiutato a preparare tutto. Hai dovuto chiedere qualche permesso per lanciare questi palloni in aria? Sì, ho dovuto richiedere 6 permessi a diversi enti aerospaziali, come ad esempio l'Aeronautica Civile e Militare di Roma, Milano, Abano Terme e Pavia. Hai già in cantiere qualche altro progetto? Personalmente no, però se qualche azienda vuole farsi pubblicizzare con un progetto simile ne sarei ben felice. Quanto è costato questo esperimento? È costato circa più di 1.000 euro, infatti mi sono fatto aiutare da 3 piccole aziende locali che mi hanno sponsorizzato, e quindi sono riuscito a affrontare questo esperimento tranquillamente. E nella scatola che hai mandato in cielo cosa c'era? Allora, nella scatola ho inserito 2 protettori speciali. La mia nonna Isida, che è morta qualche anno fa, insegno di andare a trovarla. Mentre ho inserito anche la foto di Papa Francesco, appena stato eletto, e casualmente, segno del destino non si sa, col primo lancio è tutto atterrato in via San Francesco nei pressi di Treviso. Quale futuro per la scuola pubblica? A rispondere in un volume Giovanni Manzini, già sottosegretario al Ministero della Pubblica Istruzione. Professor Manzini, oggi presentiamo questo libro, Quale futuro per la scuola pubblica? Che risposta diamo a questo interrogativo? C'è una errata interpretazione del concetto di pubblico in questo Paese, soprattutto nei servizi. Per cui magari ci sono dei servizi in cui il pubblico non corrisponde allo Stato, e nella scuola invece, nell'opinione pubblica, il pubblico corrisponde allo Stato. Non è vero. Le scuole paritarie sono scuole che seguono le stesse regole date dallo Stato, e lo Stato ha il dovere, oltre che il diritto, di controllarle, ma sono gestite dalla società. La democrazia vuole questo. I genitori e gli insegnanti solo insieme possono fare il percorso dell'education come complesso che comprende la scuola, comprende la formazione professionale, comprende l'avvio al lavoro. Sono momenti di educazione complessiva della persona, che solo i ricchi possono permettersi questo. Per il Paese è una cosa che non è tollerabile. È necessario che lo Stato magari faccia dei controlli più seri nella scuola paritaria e anche nella scuola statale. Di cosa avrebbe bisogno oggi la scuola e come la vede? Gli ultimi dati OCSE non sono molto confortanti sul nostro Paese. Sì, ha prevalso per decenni l'idea che la qualità dipenda dalla quantità. Non è vero. La qualità della scuola dipende dagli insegnanti, dalla qualità dell'insegnante. E allora lo sforzo il Paese lo deve fare nei confronti degli insegnanti, che un tempo erano un punto di riferimento. Oggi no. Oggi la professione non è un mestiere. Si sceglie di fare l'insegnante come scelta di vita, altrimenti non si può fare. E allora bisogna ridurre, per esempio, il tempo scolastico. Il risparmio va speso per migliorare la condizione dei docenti, la loro condizione anche economica, ma soprattutto culturale. L'opinione pubblica non apprezza l'insegnante. L'insegnante deve avere un percorso di formazione universitaria di un certo tipo e non come fanno adesso, e soprattutto un aggiornamento costante. Non è pensabile che i nostri insegnanti non abbiano nel corso dell'anno 15 giorni pagati a fare gli insegnanti all'estero per capire cosa succede nel mondo.
La scuola tra l'altro è in continuo movimento, è vita costante e a scuola si avvertono i cambiamenti. Occorre che il progetto scolastico sia condiviso dai genitori e dagli insegnanti. Anche per questa puntata è tutto, noi ci fermiamo qui, vi do appuntamento la prossima settimana come sempre il venerdì, e per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.